Sulla carta doveva essere un duello all'ultimo tiro con continui capovolgimenti di fronte e risultato incerto sino all'ultimo minuto. La realtà del derby tra FC Potenza e Matera è stata ben differente. 3-0 il risultato finale per i materani che acquisiscono il diritto matematico a disputare i play-out e partita in pratica terminata dopo appena 6 minuti. Due terribili distrazioni potentine, la prima al quinto con Maurelli che dopo un batti e ribatti riesce a indovinare un rasoterra velenoso per Noto. Dopo appena un minuto il raddoppio, scatto di Petruzzella, retroguardia della sua blu paralizzata e pallonetto di precisione. Un 1-2 terrificante per il Potenza che non riesce più a reagire in modo incisivo, possesso di palla a volontà ma senza nessuna accelerazione verso la porta avversaria. Gli unici due tiri dei padroni di casa su calcio di punizione ma senza troppe pretese, al 12° e al 26° calciati da Marfella ed entrambi bloccati da Buono. Un handicap psicologico che il Potenza non riesce a recuperare neanche nella ripresa e a far precipitare irreversibilmente la situazione il terzo gol del Matera siglato da un Petruzzella lasciato imperdonabilmente da solo. Alla fine lo scatto di orgoglio di Marfella che mette al 34° in difficoltà Buono, troppo tardi per imbastire una riscossa e partita che si spegne. Alla fine il ritorno della fiducia nel clan materano per il ritorno alla vittoria e la delusione non raccolta per il silenzio stampa nell'FC Potenza a 4 lunghezze dai play-out. Molto importante il derby per i tifosi, per le due città, ma noi l'abbiamo preparata per assicurarci il posto minimo che era quello di entrare di diritto nei play-out. Punti importanti che danno anche fiducia a una squadra che è ritornata ai 3 punti. Insomma, centrato l'obiettivo, la fiducia è molto importante, noi avevamo fatto anche delle buone prestazioni in precedenza, però non siamo stati mai confortati dai risultati. Oggi è venuta la buona prestazione abbinata al risultato e quindi ci dà continuità ed era quello che ho chiesto ai ragazzi in settimana.